Per l'uno di tutti non darà mai la propria approvazione all'erogazione di un contributo pubblico alla costituenda società privata per la gestione degli impianti del Nevegal e se ciò dovesse avvenire sotto qualsiasi forma presenterà immediatamente un esposto alla Corte dei Conti. Il suo capogruppo Paolo Gamba, ancora iperattivo sul caso InLab, la mette giù severamente. Dare soldi ai privati è impossibile, ma neanche in nessun tipo di forma, né comprando ski pass. Il riferimento ai 30.000 euro coi quali la scorsa stagione, acquistando ski pass, il comune avrebbe finanziato l'Alpe del Nevegal e ai 200.000 euro di cui la società a ranghi ridotti necessita per rientrare delle perdite stimate per la mancata entrata in funzione degli impianti della parte alta del colle. Il vaso è pieno, attacca Gamba, che accusa l'amministrazione di inerzia. C'è bisogno che questa amministrazione si renda conto dei danni che ha fatto in questi anni, dopo aver fatto chiudere la NIS e dopo aver dato in gestione il Nevegal a una società privata. Insomma, stop ai magheggi, via un tavolo di lavoro serio che abbia la capacità di interpretare e tradurre l'importanza turistica che il Colle riveste non solo per il comune capoluogo. Il legame col territorio nel frattempo l'ha stretto Unifarco, che a Belluno, nell'area ex antico Cadore, è in programma di realizzare una succursale dell'azienda che ha sede principale a Santa Giustina. I suoi due numeri uno, il presidente Ernesto Riva e l'amministratore delegato Massimo Slaviero, sono in rampa di lancio con Unifarco per il territorio per la costituzione della New Co No Profit di servizio per il Nevegal. Qui non servono 100.000 o 200.000, qui servono milioni di euro. Per avere milioni di euro deve esserci una regia che deve essere comunale, perché i soldi dalla regione o dall'Europa o da chi che sia arrivano solo se c'è una regia del comune.